legge sul cinema del Friuli Venezia Giulia muove i primi passi. Oggi a Udine al Visionario abbiamo presentato il nuovo fondo per l'audiovisivo e inaugurato la nuova sede della Film Commission, che avrà proprio un suo spazio qui all'interno del Visionario. Questo fondo, che ha una dotazione di oltre 400.000 euro, intende promuovere le produzioni di autori e di imprese regionali. Va ad affiancarsi all'altro Film Fund, sempre della Film Commission, che invece veniva utilizzato per attrarre produzioni nel nostro territorio regionale. Credo che il Friuli Venezia Giulia, assieme al Piemonte, come il relatore che è intervenuto oggi della Film Commission del Piemonte ha dimostrato, siano le due realtà più attive, più dinamiche nel panorama italiano. È evidente che il Piemonte ha tali e tante risorse che noi non possiamo competere, però la direzione è la stessa, per cui siamo sulla buona strada. La presenza oggi dell'assessore alle attività produttive Enrico Bertossi è stata importante, perché credo abbia colto quanto è atteso e che movimento c'è nella nostra regione nel campo degli audiovisivi. Se è vero che non abbiamo grandi registi, abbiamo però una tradizione di festival, di iniziative, di associazioni, di cinema de sé, credo come nessun altro in Italia, e per questo anche questa nuova realtà che oggi abbiamo tenuto a battesimo si farà onore nel suo campo.